Il più cordiale saluto amici della Wii Sport, Antonio Caroe per raccontarvi le immagini della 18ª giornata del campionato giovanissimi regionali dal Garden Sport, grazie all'ausilio delle immagini curate al nostro Federico Longo, per raccontarvi della partita tra i padroni di casa del Città di Messina e la Promosport. Nel turno precedente l'F24 si è imposto per 3-1 nei confronti dei ragazzi di Mister Fiumara nel recupero della giornata. Dall'altra parte la Promosport nel turno precedente incontrava anch'essa l'F24, pareggio per 1-1 per i ragazzi di Mister Manguerra. Ci prova subito il Città di Messina in apertura con un colpo di testa da parte del suo attaccante. Il pallone però va al lato, ancora Città di Messina qui insiste sull'out di sinistra, il pallone viene sventagliato in mezzo, il colpo di testa da parte di Spuria, il portiere Miano però riesce a prendere il pallone colpito dal capitano del Città. Ancora qui Città di Messina che poi ci prova con una conclusione abbastanza debole verso la porta di Miano, che non ha problemi e riconquista il pallone. Qui poi la Promosport che si fa rivedere in avanti, ma Forestieri è bravo a sventare deviando il pallone. Ancora poi un calcio di punizione da parte di Bucolo, ci ha riprovato la Promosport ma il pallone va al lato. Poi qui c'è un rinvio da parte del portiere Miano, arriva incredibilmente l'intervento da parte di Muscarà, è un intervento al di sopra di qualsiasi regolamento, espulsione, e Città di Messina che quindi resta in 10. Continuano però ad attaccare i padroni di casa che ci proveranno prima con Spuria con un colpo di testa. Qui azione insistita da parte del Città di Messina, il pallone viene concluso verso la porta ma va al lato della porta difesa da Foti. Poi qui rinvio da parte del portiere della Promosport, duplice fischio, arriverà quindi la fine del primo tempo nella seconda frazione e la Promosport a partire avanti. Qui un calcio di punizione, il pallone viene messo in mezzo, non viene toccato da nessuno, il tentativo è stato del solito Bucolo. Vediamo qui ancora invece il Città a riprovarci in avanti, qui la conclusione da parte di Venuti, arriva il primo cambio per Mister Fiumara, esce Guglielmo, entra Catalano, vediamo che arriva anche il secondo in successione per Venuti, entrerà Tramacere. Qui Promosport che forte del vantaggio numerico prova a farsi vedere in avanti, spreca qui però l'occasione la squadra di Mister Manguerra. Poi il Città di Messina si ripropone con un tentativo da fuori, il pallone però va al lato della porta difesa da Miano. La Promosport vuole cercare di vincere questa partita forte del vantaggio numerico, ci riprova qui il sinistro a giro del capitano Bucolo, per poco non sorprende Forestieri. Città di Messina che poi si riaffaccia in avanti con questo calcio di punizione, il pallone non viene deviato, è il portiere Miano che subisce anche qui fallo dall'attaccante Spuria, fa suo il pallone. Promosport ancora in avanti, sfiora il gol qui per fortuna di Forestieri, il pallone va al lato, poi calcio di punizione per il Città di Messina, ancora un tentativo, in qualche modo il portiere Foti, c'è stata però la segnalazione di fuorigioco per l'attaccante del Città. Vediamo qui il Città che poi con il neo entrato Catalano che serve Spuria, prova con il destro, il portiere è bravissimo in entrambe le occasioni. Miano a dire di no al doppio tentativo, prima di Spuria e poi di Maceli. Ancora il Città di Messina con Spuria che si allarga sulla destra, prova la conclusione e trova la rete dell'1-0. Il Città di Messina si porta in vantaggio, nonostante l'inferiorità numerica è stato il bomber Spuria a portare in vantaggio i suoi. Qui l'esultanza del capitano insieme a tutti i compagni, potrebbe essere un gol pesantissimo quello di Spuria. Riapprezziamo a rallenti il tentativo dell'attaccante di Mister Fiumara e quindi Città di Messina in vantaggio. La Promosport prova a farsi vedere con un calcio di punizione, il pallone però va alto sulla porta difesa da Forestieri. Ancora i ragazzi in maglia rosso-blu a provarci, c'è poi qui il tentativo di rinvio, triplice fischio, il Città di Messina si impone sulla Promosport con il risultato di 1-0, fondamentale il gol di Spuria negli ultimi minuti. Vediamo qui i festeggiamenti dei ragazzi di Mister Fiumara. Tanto per Wii Sport è tutto amici, alla prossima!